Eccoci qui, abbiamo ascoltato questo canto Forza Paris, questo inno della Brigata Sassari, e credo che se anche io farò le domande nella lingua che mi fa muovere un pochino meglio, lui mi risponderà in quella che invece lui per scelta vorrà servire, anche se conosce benissimo l'italiano e ben lo frequenta da sempre. Però Bustiano Impostu è una persona che io conosco da tanti anni, è un amico di Bitti e che oggi mi dà una certa emozione nell'incontrarlo a casa sua in questa circostanza. Però abbiamo un po' mescolato le emozioni questo pomeriggio, no? Abbiamo parlato di cose tristi ma anche di cose belle, cose tristi i fatti, cose belle quelle che si stanno facendo, insomma, per sopperire insomma, al dolore che questi fatti ci hanno dato. E adesso parliamo di quello che vuoi, però tra le iniziative che ti vedono coinvolto c'è questo canale che tu hai creato e che ci ha dato la verità dei fatti dal primo momento costantemente a tutto quello che è successo. È stato fatto per esempio il Consiglio Comunale in piazza all'aperto perché la casa comunale ancora non è agibile, però forse è stato anche un modo di portare i temi tra la gente, perché si è discusso lì su quello che si stava facendo, sulle emergenze, sul piano, insomma, eccetera. Come anche quelle cascate d'acqua, quelle immagini del dolore, con Vizi TV, tu ce le hai volute, ecco, restituire, cioè hai aperto gli occhi e attraverso il tuo sguardo noi abbiamo visto quello che stava succedendo a casa tua. Bustiano, dimmi quello che vuoi, dimmelo nella lingua che ami di più. Il DTV nasce da una riflessione, da un pensamento, insomma, nasce adesso il villaggio elettronico del Navino Pira, da lettera ad un giovane senza connesso del quartiere di Urbannino e poi da essa registrata da Mandra e romanzesco. E quindi esiste cercato di interpretare questo bisogno di avere questa ambiente globale elettronica che l'internet è collegata e connessa unanimamente. E di che sono che sono nasciti in ditti, sono che non bisogna vedere in occhio, sono che non vedere in prun, ma sono pure curso che Giorgia Sproni chiamata denassone di chiesa, cioè che pure non essendo nascito non è stato allevato in sa cultura di chiesa, in sa maniera di essere in famiglia, perché che sono in continente, dei pastori o di altri tipo emigrato in Germania, in Australia, intanto loro che sono tutto connesso, quindi praticamente il DTV è diventato un DTV globale che permette a tutto canto di abbaitare già dai solo, ma magari se non è una ida materiale, è comunque una ida immaginaria, una ida che comunque collega, capare questo pulsante e in qualche maniera si ne partecipa. È che scuso il progetto. Quindi anche io che non sono vitese posso sentirmi parte della vostra comunità, perché questa casa è una casa che accoglie, è una casa aperta, anche se poi mette insieme questi vitesi nel mondo, e questo concetto forse di essere parte e quindi di sentirsi appartenenza. Ho interpretato bene il pensiero? Sì, è un modello sociale, è un modello di interrelazione, insomma, cioè nessuno è diretto da desintendere per questo momento, per questa occasione, o vinasa in totale in questo villaggio globale, cioè è un villaggio che viene offerto, e specialmente viene offerto naturalmente a chi è legato in qualche maniera a un nato per una scrittura, per residenza o per una nazione. Questo concetto di nazione, Giorgia Sproni l'ha affrontato in termini, se non l'ha analizzato, però il che scrivete lo ha che comprendere che internet è una nazione, insomma, è legata a questo aspetto familiare, a questa connessione familiare, e questo è un concetto che ha potuto sviluppare e proporre in DTV, che non è una proposta giornalistica, cioè non è un telegiornale, la rubrica sono anche i fatti che accadono? Sì, te nova, te conta, te capita. La rubrica si muove tutti intorno ai punti. Ma poi giù anche resta
su narrare, cioè quando io spiego le cose, la narro come che sia possibile, si tratta del romanzeggio e giù a fianco a che la gente che stia ascoltando il tenova, cioè quando si da fuori il tenova, va qualcosa di nuovo in questa idea, e che scuso sul concetto. Bellissimo concetto. Quello che è accaduto, ecco, TV abbiamo parlato del concetto, del motivo per cui nasce, però poi ecco, ha aperto questi occhi, abbiamo detto, no? Immagino un telefonino che adesso è testimone di quello che accade, e tu in diretta hai trasmesso tutto. Cosa possiamo fare per Viti? Tu ce lo puoi dire, perché tu hai visto veramente tutto. Che cosa può essere il contributo di noi, oltre alla raccolta che stiamo facendo? Di che cosa ha bisogno il tuo paese? Ma sicuramente le solidarietà, che viene sì, la reazione, come abbiamo intesa Ernesto, è che questa adesso collettività generosa, adesso fornitura in un giorno che le aiutare esatto, è una cultura che magari non la leghiamo in diretta, però poi su bisogno questa cultura visita fuori. Come visita fuori sul coraggio, che noi andiamo citando la cantone della Brigata Sassari, Vizi, Orune, Contento Arbolesa e anche io che figlio di Supporobè. E abbiamo visto Rosini con nostro che in questa occasione ha mostrato degli occhi pili su collo. Cioè, ha mostrato fino a essere un pizzino abbastanza giovane, insomma, ma comunque già maturo, si è stato in grado di reagire, di essere capace, di essere all'altezza di questa situazione, ecco questo è il giudizichieso. A questo giudizichieso di io che per chi su coro è chiaro che bisogna che gli arriva la solidarietà esterna in modo tale che si intenda in qualche maniera accompagnato in su reagire a questo dramma che è stato. Quindi l'importanza è, per esempio, perché facciamo voi che Sardegna Live, di essere appunto questo creare una specie di cortina di protezione e comunque di andare mica bisogno. Ecco, Sardegna Live in questa trasmissione noi bisogno e tutti lo che hanno offerto qualche cosa che poi possono essere elencato non solo sono anche una donazione, ma sono danno un avviso. Noi bisogno, non siete solo, siamo una collettività che mette manna e che hanno una collettività manna e collaborativa che ha sia un disastro ipotetico. Io ti ringrazio molto, ti chiedo di salutarmi Paola, tua figlia sai che è una mia carissima amica, una grande artista, io ho presentato tanti eventi legati alla moda e dove Paola Compostu ha portato la bellezza della sua arte e tutti abbiamo fatto bella figura perché davvero è un talento grande, come lo sei tu e ti ringrazio davvero, ti ringrazio di cuore. Noi vediamo adesso una testimonianza, un'intervista che abbiamo raccolto proprio oggi, 8 dicembre, Cristina Tangianu, Pietro Lavena, a spasso per le vie di Bitti, questa parola è un po' così, a spasso sembra così una parola grossa di questi tempi, però mentre viaggiavano tra le vie di Bitti con una telecamera hanno cercato di catturare, Bustiano, proprio alcune testimonianze e adesso mi fa piacere ascoltare che cosa hanno fatto e lo vediamo subito. Grazie ancora. Grazie a voi. È stato terribile, insomma.